siamo ovviamente in diretta, ecco, vi avviso, in diretta streaming su Facebook la fiera. Danno. Guarda che forse ho fatto un danno. L'ho spento senza batta. Ok. Pronto? Prova. Bene, grazie di essere qui oggi a questa seconda edizione di Fiera e Festival delle Foreste. Andiamo ad inaugurare bisogna alzare quelli, non questi. Andiamo a inaugurare dando subito la parola al padrone di casa, al presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellati. Allora, buongiorno a tutti. Avete già visto, facendo il giro adesso, l'ambito di quella che noi non abbiamo chiamato quest'anno la Fiera delle Foreste, ma solo il Festival delle Foreste, perché voi avrete notato che abbiamo delle associazioni di imprese, abbiamo le associazioni dell'agricoltura, la Coldiretti, la Confagricoltura, la CIA, abbiamo dei rappresentanti istituzionali, la Commissione europea, la Regione Veneto Agricoltura, la Regione Friuli Venezia Giulia, che è partner di questa importante iniziativa. Abbiamo le reti innovative regionali, che sono sono delle realtà, dei cluster, cioè dei distretti che sono riconosciuti dalla Regione del Veneto, ma che hanno anche la loro origine dai finanziamenti europei, che sono quelli che arrivano nell'ambito dei fondi strutturali direttamente alla regione, che poi dopo queste RIR le favorisce, fa dei bandi ad hoc e permette a queste RIR di dare i servizi necessari alle imprese del cluster, che per esempio mi viene in mente solo il Venetian Cluster, settore beni ambientali e culturali, ci sono 800 imprese collegate, quindi capite che noi abbiamo per quest'anno, tenuto conto del disastro di questa emergenza sanitaria, dovuto limitare alle rappresentanze, alle associazioni e alle istituzioni quello che noi chiamiamo appunto festival. Non nascondiamo che per il settore fieristico del mondo, non solamente di Belluno o italiano, è un momento molto difficile, perché voi sapete che è uno dei settori più colpiti. Quando tu devi organizzare una fiera è peggio ancora che il turismo, perché se tu devi andare a fare un viaggio lo puoi decidere anche 2 o 3 giorni prima, conformemente a quelli che sono i limiti per poter viaggiare. Mentre invece per una fiera tu la devi organizzare mesi prima e quindi ti trovi in una situazione non facile. Allora noi abbiamo pensato quest'anno questa edizione, anche perché la Fiera delle Foreste, il Festival, devono diventare stabili per questa Fiera della Montagna che è la Fiera di Longarone. Abbiamo dato prevalenza a questa parte anche istituzionale e associativa, ma abbiamo collegato anche il Consiglio. Il Consiglio è suddiviso fra Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia, punto di incontro quindi ideale per poter permettere queste rappresentazioni operative di macchine, quindi di grandi tecnologie moderne. Per esempio la costruzione, verrà fatta vedere la costruzione di una strada di montagna, è uno degli esempi. E poi c'è la tavola rotonda dove vogliamo parlare del secondo, forse prima, tema fondamentale di questa Fiera Festival, che è l'ambiente. Cioè questa fiera è sì importante per il legno. Voi vedete che qua si parla di vaia, dal momento in cui i tronchi sono stati abbattuti, oppure il legno viene tagliato, per arrivare all'utilizzo finale che è quello dell'arte. Avete visto in fondo Arte in Fiera, no? È quindi una fiera che è dedicata molto al legno, ma anche all'ambiente. Perché noi abbiamo, e lo dico in particolare al rappresentante della Commissione europea, ma anche all'europarlamentare qui presente, noi vogliamo diventare nel bellunese, con questa fiera, un punto di riferimento del Green Deal, di questo grande piano che prevederà finanziamenti, che già prevede finanziamenti della Commissione europea, le istituzioni europee, per portare nel 2050 l'Europa ad emissioni zero, quindi a ridurre l'impatto sull'impatto climatico, quello che è l'inquinamento terribile che provoca anche queste devastazioni tipo vaia. Quindi è una fiera che ha come tema dominante quello dell'ambiente. Io chiudo però, voglio sottolineare, perché sono cose troppo belle, a parte voglio dire queste reti innovative regionali, fra cui la Foresta Oro Veneto, appunto il cluster dell'economia circolare e quello dei beni ambientali e culturali, sottolineo però anche la presenza dei ragazzi della scuola media di Longarone, che hanno fatto, poi lo vedete in fondo, no, nel loro piccolo stand,
c'è questa pubblicazione di questo Lecce che mi hanno raccontato, era qui vicino, è resistito al Vajont, non è purtroppo resistito a Vaia. E quindi qui ci sono dei disegni che hanno fatto loro e che raccontano un po' la storia, ma che danno anche un'idea di quella che è la speranza tipica soprattutto di chi è più giovane per quanto riguarda il futuro. Quindi è una fiera anche che vuole essere vicina al territorio. Abbiamo qua il sindaco nonché il presidente della provincia e quindi non dimentichiamoci Fiera delle Dolomiti, ma anche Fiera di Longarone. Lascio adesso la parola al nostro coordinatore, o se vuoi Franz già passo io. Grazie dell'attenzione. Grazie Presidente. Diamo quindi la parola al sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio ovviamente la presenza istituzionale dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, dell'europarlamentare Gian Antonio D'Arè, senatore Saviane, i miei colleghi sindaci di Selva di Cadore, Silvia Cestaro e di Falcade, che adesso non vedo più, che però era con noi nell'accompagnare Franco Murer, nel vedere le sue bellissime opere. Poi dietro si nasconde il presidente dei Bellunesi del Mondo, Oscar De Bona, che è sempre vicino a noi. Penso che oggi sia una giornata importante perché con questo Festival delle Foreste un po' l'abbiamo riaperta la settimana scorsa la fiera con la Fiera dei Rettili, ma questo è l'evento, diciamo così, con cui noi riprendiamo l'attività dopo una fase molto difficile, come ha detto il Presidente, delicata, e purtroppo sarà un periodo difficile ancora quello che andremo ad affrontare, perché siamo ancora in attesa di sapere se riusciremo a organizzare a Redamont. La MIG sarà trasformata nel Forum della Gelateria, per la quale già ringrazio la Regione Veneto che ha contribuito e contribuirà a lanciare questo evento, che potrebbe essere un altro evento che vuole rappresentare, diciamo così, la centralità di Longarone in un mondo così importante come quello del gelato artigianale. Quindi oggi ripartiamo con questo evento che è fortemente legato al territorio, perché ci permetterà di riflettere soprattutto su quelle che sono il post Vaia, con l'assessore Bottacin, che forse nessuno più di lui conosce un po' quelle che sono le conseguenze che al territorio della nostra provincia di Belluno ha portato questa tempesta, soprattutto perché conseguenze di forte, soprattutto legate al bosco, il bosco che è stato distrutto ed ora sul quale noi abbiamo ora l'impegno di intervenire a livello di singoli comuni, a livello di regione. Stiamo mettendo in piedi un sistema che deve garantire il futuro al nostro bosco, che è uno delle parti prevalenti della montagna, e che quindi noi abbiamo il dovere sicuramente di trovare delle soluzioni, ma soprattutto anche guardando in avanti a quelli che sono i cambiamenti climatici. Purtroppo, non dico quotidianamente perché sarebbe gravissimo, ma comunque ogni mese purtroppo, soprattutto anche in questa ultima estate, siamo stati costretti a vedere situazioni drammatiche che mettono a rischio la vita dei nostri cittadini, ma soprattutto che mettono a rischio il nostro territorio. Ecco, dobbiamo affrontare un percorso sicuramente complesso, cercando di fare prevenzione, e la prevenzione parte sicuramente come idea da questo territorio, che è il territorio che ha subito la tragedia del Vajont, il cui messaggio ogni anno noi cerchiamo di dare anche alle istituzioni, di investire risorse per prevenire, affinché riusciamo a preservare il più possibile questo nostro magnifico territorio. Ecco, penso che questi siano gli aspetti significativi che hanno portato il Presidente della Fiera con tutto il suo CDA a lanciare questo evento insieme soprattutto a Veneto Agricoltura, con i quali siamo partiti lo scorso anno, e mi auguro che questa fiera veramente possa crescere nel panorama di Longarone Fiere, ma possa essere sicuramente un veicolo di riflessione, di confronto tra tutti coloro che sono i portatori di interesse su questo tema. Grazie a tutti e buon festival. Grazie al Presidente Padrin, grande partner di questa edizione, come anche della passata, grande collaborazione con Veneto Agricoltura, e diamo qui la parola quindi al commissario straordinario di Veneto Agricoltura, il dottor Alberto Nebra. Grazie. Ci sono molteplici ragioni per cui Veneto Agricoltura
fin dalla edizione 0, dalla prima edizione dell'anno scorso, ha deciso di aderire a questo progetto. Primo perché quando si parla di foreste, vista la quantità di foreste che Veneto Agricoltura gestisce, 14.000 ettari nel Veneto, sicuramente un po' di esperienza in questo senso ce l'abbiamo. La foresta più vicina a Longarone è la foresta del Cansiglio con i suoi 4.500 ettari che condividiamo con la regione Friuli Venezia Giulia. Siamo soci all'interno dell'assemblea di Verona Fiere e quindi moralmente ed effettivamente la nostra presenza qua è istituzionalmente assolutamente importante. Nel nostro piccolo ci permettiamo anche di rappresentare la regione, in quanto noi siamo ovviamente un ente economico strumentale, quindi un braccio operativo della regione, quindi quello che noi facciamo nell'ambito delle foreste è anche in rappresentanza di quella che è la volontà della regione del Veneto. Vedo che si parla nei cartelli di rinascite. La rinascita del dopo Vaia è un tema sicuramente molto importante. In Cansiglio questa mattina abbiamo aperto un convegno che parlava del vivaismo, quelle che possono essere le tecniche vivaistiche, quelle che possono essere le specie arboree per la rinascita del bosco. Ci sono diversi tipi di rinascite, lo vediamo nelle fotografie. Quello alla quale noi ci possiamo concentrare nella nostra attività istituzionale è la rinascita del bosco. Ci può essere una parte del bosco che rinasce naturalmente, ci può essere una parte del bosco che invece deve rinascere artificialmente con la visione che l'uomo deve avere. Dobbiamo pensare che la piantina che noi mettiamo a dimora oggi sarà un albero fra 30 anni, fra 50 anni, quindi dobbiamo pensare quali saranno le condizioni climatiche di quel momento. Ecco, sulla base di queste considerazioni abbiamo potenziato la nostra attività produttiva nel vivaio di Pian di Spini, che è uno dei 2 vivai che gestisce Veneto Agricoltura. Questo è sopra il Cansiglio ed è un vivaio di montagna. L'abbiamo ulteriormente finanziato, l'abbiamo potenziato per quanto riguarda la sua capacità produttiva, anche inserendo nuove persone che potessero lavorare. Questo non ovviamente esclusivamente per Veneto Agricoltura, anzi quello che noi stiamo facendo lo mettiamo a disposizione per tutte le foreste, in particolare del Veneto. Le nostre piante sono piante certificate, facciamo la raccolta dei semi in luoghi esattamente certificati perché siano piante che possano crescere bene all'interno dei nostri boschi. Quindi ringrazio per il grande coraggio che il Consiglio d'amministrazione di Verona Fiere, guidato dal Presidente Bellati, ha voluto dimostrare nel comunque avviare anche quest'anno il Festival delle Foreste. Per la fiera ci vedremo l'anno prossimo. Abbiamo deciso in collaborazione di fare un evento su in Cansiglio dove ci sono circa 8-10 macchine dimostrative, in particolare per esempio il recupero delle ceppaie, che è uno dei temi ovviamente più importanti nel post-Vaia, ma non solo, anche come si può con le ultime macchine tecnologicamente più avanzate intervenire in bosco. Quindi ti confermo, Gianangelo, che Veneto Agricoltura c'è stata, ma certamente ci sarà sempre al fianco della fiera per dare il suo supporto e per rendere questa fiera assolutamente sempre più importante e sempre più possibilmente internazionale. Grazie a tutti. Grazie al dottor Alberto Negro. E un altro grande partner è la Regione Friuli Venezia Giulia di questo grandissimo seconda edizione del Festival delle Foreste. Avremo qui la Maria Cristina D'Orlando, che è rappresentante appunto del settore foreste del Friuli Venezia Giulia, e il dottor Comino, che però sono rispettivamente impegnati in questo momento in centro congressi con
l'Assemblea Nazionale di PFC Italia, di cui la Maria Cristina D'Orlando è presidente, e dall'altra anche Comino con una convention della Commissione della Convenzione delle Alpi che si sta tenendo nell'altra sala, nella Sala Piave. Quindi ecco i saluti a nome di tutta la Regione Friuli Venezia Giulia e i ringraziamenti da parte di Longarone Fiere, come ha già avuto modo di fare il Presidente Bellati. Abbiamo qui invece adesso il dottor Alberto D'Alessandro che interviene a nome di Massimo Gaudino, capo ufficio di Milano della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Alberto D'Alessandro. Grazie a tutti. È veramente un piacere e, come dire, anche una soddisfazione essere qui con voi pensando a tutto quello che potremo fare in futuro. Io rappresento Massimo Gaudina, che è il direttore della rappresentanza di Milano della Commissione Europea. La Commissione Europea ha due uffici, quello di Roma e quello di Milano. Milano è competente per l'area nord e quindi ci occupiamo anche della Regione Veneto in termini di appartenenza e di rappresentanza. Massimo Gaudina esprime, come dire, tutta la sua attenzione a questa fiera, a questo Festival delle Foreste. Intanto porta un saluto al Presidente Bellati, ci teneva molto a essere personalmente presente oggi, purtroppo ci hanno molto vincolati negli spostamenti con disposizioni da Bruxelles per via del Covid e quindi non è stato possibile, come dire, una presenza numerosa della Commissione Europea. Però ci tenevamo fortemente ad essere presenti a questa fiera di oggi per tutto ciò che essa rappresenta. Questa è una regione importante dal punto di vista ambientale, climatico, dal punto di vista culturale, per quello che rappresentano le Dolomiti, per quello che rappresenta quest'area geografica, per quello che purtroppo è successo con il tornado Vaia, che ha distrutto buona parte del Triveneto, la sua ricchezza forestale e ambientale. È stato un fatto drammatico che fa capire quanto l'ambiente sia vulnerabile, quanto anche questi luoghi siano vulnerabili, quanto sia importante lavorare sul tema della preservazione ambientale. Il tema dell'ambiente è proprio un tema principale della Commissione Europea. Oggi la Commissione ha sviluppato una strategia importante sul tema ambientale, sul tema del clima, anzi ne fa un'assoluta priorità. Noi avremo a breve anche un intervento importante della Van der Leyen che parlerà dello Stato dell'Unione e dell'Unione Europea e vedrete che il tema dell'ambiente sarà veramente al centro di tutto il dibattito e tutta la strategia futura dell'Unione Europea. È quindi un tema prioritario. Prioritario perché parlare di ambiente vuol dire parlare di noi, vuol dire parlare della nostra vita. Non guardiamo ovviamente solo al tema della sostenibilità ambientale, ma a tutto ciò che essa comporta, alle imprese, alla ricerca, allo sviluppo di una economia che sia ecologica, che sia ad un'agricoltura anche rispettosa dell'ambiente e che possa portare sviluppo e beneficio ai cittadini europei. Ecco perché volevamo essere presenti oggi, perché questo è un tema per noi prioritario, il tema della riforestazione è un tema importante. Voglio anche comunicarvi che ci sarà a breve il lancio di una nuova strategia europea sull'ambiente, sulla strategia sulle foreste, in specifico, che partirà in autunno e quindi ci sarà grande attenzione sul tema delle foreste, che si abbinerà ovviamente ai temi importanti dell'agricoltura con la politica agricola comune e ai temi ambientale. L'Unione Europea ha dimostrato che investendo sull'ambiente si può fare sviluppo industriale con una crescita del 60% negli ultimi 20 anni, ma con una riduzione del 20% delle emissioni di carbonio. Questo è un dato significativo perché dimostra come si possa fare economia, fare sviluppo, fare industria, creare ricchezza senza avere un impatto distruttivo sull'ambiente. Ed è proprio su questi presupposti che l'Unione Europea ha basato tutto il piano di sviluppo nei prossimi 7 anni di impegno anche finanziario. Concludo dicendo che ci saranno delle risorse importanti
che verranno messe a disposizione dell'Europa, che andranno proprio alle regioni, che sono i principali attori, le regioni attraverso le loro comunità, attraverso i comuni, attraverso le associazioni che lavorano su questi temi per mettere in atto queste politiche ambientali. Ci sono sicuramente i fondi del settennio di bilancio, e sappiamo lo sviluppo, qui abbiamo la regione Friuli, abbiamo la regione Veneto, sanno benissimo l'importanza di questi fondi per la valorizzazione dei territori, ma poi abbiamo il Recovery Fund e il Next Generation EU, che con questi 209 miliardi che nascono dalla crisi Covid, e quindi vediamo il futuro, un futuro verde, un futuro legato molto all'ambiente, che sia un futuro dove natura e cittadini possano convivere insieme, e questi finanziamenti del Recovery Fund andranno a cadere prevalentemente proprio sul tema del green, sul tema ambientale. Per cui, ecco, questo è il secondo anno di questa fiera, volevamo essere presenti, per noi è un onore e una gioia. Ringrazio il sindaco di Longarone, la regione Friuli e Veneto, che sono così vicine a questo Festival delle Foreste. Noi ci vogliamo essere, per noi è importante la nostra presenza, e pensiamo che sia l'inizio di un percorso per costruire insieme un percorso comune che porti appunto più presenza in questo territorio, anche più finanziamenti europei, più progetti, più attività, e con la Commissione europea che possa seguire le vostre attività in stretta vicinanza. Grazie ancora per la vostra disponibilità. Grazie D'Alessandro. Vedo qui c'è il senatore Paolo Saviane, che ha speso una vita nel settore foresta legno, e lasciamo la parola per un saluto. Grazie a tutti dell'invito. Ovviamente, ecco, stiamo ripartendo da questa pandemia che ci ha colpito, e come diceva prima il dottor Bellati, effettivamente le fiere sono tra quei settori che più sono stati colpiti. Ripartire per me appunto con questa fiera, che riguarda anche il settore in cui fino a 2 anni fa io ho dedicato, come diceva Franz, la mia vita, ecco, è una grande soddisfazione. Ho sentito tanto parlare di ambiente, di lavoro e di cultura. Provenendo da questo settore, io vorrei un attimo anche parlare sotto l'aspetto comunque economico, perché nelle nostre terre il legno ha dato anche possibilità a chi ha vissuto queste terre appunto di lavorare e di vivere appunto su questa risorsa legno, una risorsa rinnovabile, ed ancora oggi che si fa un gran parlare di New Deal, dell'economia circolare, io credo bisogna anche ripartire effettivamente dal legno, da questa risorsa appunto rinnovabile. E io guarderei anche un po' alla storia, alla cultura veneta. Venezia, nata per dominare i mari, ha avuto bisogno di tanto legno, sia per costruire la città e anche e soprattutto per costruire la propria flotta. Ciò nonostante, utilizzando tantissimo legname, tutte le nostre foreste, dal Cansiglio, le foreste del Cadore, le foreste della Slovenia e della Croazia, sono qua tutte integre. Quindi, parlando di ambiente, parlando di equilibrio, perché comunque io credo, è una lotta che sto portando avanti in Senato, credo che queste terre siano belle, ma siano belle perché sono sempre state anche abitate. Trovo una volta un collega senatore mi ha replicato dicendo che le terre dell'Alto Bellunese sono fin troppo antropizzate. Ecco, io invece voglio rivendicare la volontà di chi abita questi posti di continuare a viverle, utilizzando tutte quelle che sono le risorse delle foreste, del legno e anche dell'agricoltura. Sto portando avanti una battaglia perché ci sia un equilibrio anche sulla gestione della fauna selvatica. In questi ultimi anni le predazioni dei grandi carnivori stanno mettendo a grande repentaglio l'agricoltura, la vita economica, la sopravvivenza economica di tante attività agricole che permettono di tenere
pulito e in equilibrio questo ambiente. Se se ne vanno anche gli ultimi agricoltori, io credo veramente sia la fine per il nostro territorio. Quindi io vorrei veramente rivendicare questa grande capacità che ha sempre avuto Belluno e i bellunesi di integrarsi in maniera eccezionale in equilibrio, e perciò Roma, questo l'ho rivendicato, deve anche aprire. Non si può essere ambientalisti vivendo in una città a Milano o a Roma. I veri ambientalisti sono quelli che vivono e lavorano di queste grandi risorse che soprattutto i nostri territori hanno la fortuna di avere sul territorio. Quindi la gestione, l'equilibrio e anche attenzione soprattutto per chi lavora a queste grandi risorse. Grazie a tutti e viva il legno. Grazie al siamo veramente Fiere Festival Foreste vicino all'Europa e al mondo e a quelle che sono con molta attenzione, vive con molta attenzione queste nuove anche Green Deal, lo vedremo nel pomeriggio, ricordo con la tavola rotonda proprio sul nuovo piano di sviluppo rurale e il Green Deal, sarà il tema di questa tavola rotonda, si terrà alle 14:30 nell'hangar del Consiglio, in Consiglio dell'hangar di Veneto Agricoltura, e ne parliamo adesso anche un po' con l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè, che è venuto a trovarci oggi. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto un grazie e complimenti lo faccio al Presidente della Fiera, perché è giusto avere coraggio per ripartire dopo quello che è successo. Bisogna ripartire naturalmente adottando quelli che sono i principi di sicurezza, ma questo è il primo passo per ritornare alla normalità. Quindi complimenti allo staff e complimenti a tutti quelli che in fiera ci lavorano e ci credono. Vengo volentieri a Longarone anche perché, essendo in Europa, stiamo andando verso l'Europa che a fine anno si approva il bilancio europeo, che è settennale, quindi è fondamentale, e con la Commissione europea è fondamentale costruire quelle risorse necessarie per dare l'aiuto e il sostegno agli operatori che lavorano nella montagna. La montagna va preservata, ma va soprattutto preservata e aiutata dando un sostegno economico a chi ci lavora, che è naturalmente il lavoro della montagna, ma è anche il lavoro turistico, è il lavoro, diciamo, di tutte quelle attività che fanno sì bella la montagna, va preservata, va aiutata, ma soprattutto va finanziata. Per questo, diciamo, io sono venuto volentieri a questa fiera proprio per raccogliere anche quelle che sono le necessità e soprattutto invito, diciamo, le associazioni di categoria a presentare delle progettualità che poi la Commissione prenderà in mano proprio per attingere a quei fondi necessari attraverso l'accordo Stato-Regioni, l'Europa Stato e Regioni, che danno veramente un sostegno economico alla montagna. Abbiamo visto la fragilità della montagna, ma la fragilità si può aiutare se abbiamo delle energie economiche, in maniera tale che chi ci lavora possa avere la sicurezza economica che il suo lavoro andrà a buon fine. Abbiamo tanti sindaci che lavorano sulla montagna, della montagna, e sono diciamo, gli uomini e le donne più attaccati al proprio territorio. Va preservato questo territorio, ripeto, con le economie. Soprattutto bisogna fare squadra, non c'è un confine di Stato tra il Veneto e il Friuli, e questa fiera lo dimostra, perché poi le necessità sono uguali. Io arrivo praticamente dalla pianura, Vittorio Veneto, ma abbiamo visto con Vaia cosa è successo, abbiamo visto la fragilità di questo territorio. Questo territorio va salvaguardato grazie agli operatori che nella montagna ci lavorano e nella montagna devono trovare anche le soddisfazioni economiche. Quindi il mio impegno è di portare le vostre idee, le vostre problematiche e soprattutto le vostre progettualità per il prossimo futuro in un'Europa che dobbiamo convivere, dobbiamo assolutamente andare con forza, dimostrare siamo il terzo contribuente europeo, ed è giusto che come terzo contribuente europeo dobbiamo avere quelle soddisfazioni e soprattutto quella forza all'interno di questa Europa che nel bene e nel male ci vede uniti, ci vede assieme, e assieme dobbiamo risolvere tanti problemi. Soprattutto ci sono due grandi linee di intervento, che è il bilancio
e la PAC. Sulla PAC chiedo a tutti gli operatori di presentare le progettualità, perché lì si può intervenire in maniera sostanziosa, certa e soprattutto dando le soddisfazioni, ripeto, sono ripetitivo, le soddisfazioni economiche a chi ci lavora. Grazie. Grazie all'europarlamentare Antonio Derè. Chiudiamo questo intervento, questa cerimonia di inaugurazione con l'intervento, chi se lo ricorda benissimo, in occasione di Vaia, perché era onnipresente sul territorio a osservarlo in quanto assessore regionale alla protezione civile, ma abbiamo qui Giampaolo Bottaccini che è anche assessore all'ambiente e quindi alle foreste della regione del Veneto. La parola a Giampaolo Bottaccini. Buongiorno a tutti. Intanto mi associo ai saluti che ha fatto il Presidente della Provincia Padrin prima e anche a tutti i presenti. Approfitto per salutare anche per motivi di contiguità. Sono stato presentato come assessore della Protezione Civile, il nuovo funzionario dei Vigili del Fuoco di Belluno, ne avevamo bisogno. Speriamo che arrivi anche il comandante provinciale, visto che siamo l'unica provincia del Veneto a non averlo, nonostante le difficoltà del caso. Io direi che Vaia io l'ho vissuta fino in fondo e credo che debba questa grande tragedia, perché poi abbiamo contato anche delle persone che sono morte, debba diventare un'occasione di rilancio per tutto il territorio, sia dal punto di vista economico, e lo ha ricordato per quanto riguarda l'aspetto delle foreste il senatore Saviane nel suo intervento di prima, ma direi rilancio un po' per tutte le attività, no? Abbiamo già avviato 1466 cantieri e quindi credo che questa debba essere un'occasione sfruttata fino in fondo da chi vive in questo territorio prevalentemente, no? Gran parte delle imprese che stanno lavorando sono di questo territorio, ma non solo un'occasione di sviluppo economico, ma anche di manutenzione del territorio. Manutenzione del territorio che parte dall'ambito rurale per preservare i centri urbani, sia di questo territorio, ma anche di quelli più a valle. Questo lo dico sempre. Tanto è vero che, e aggiungo, non è che prima non si facesse manutenzione del territorio. Manutenzione del territorio si faceva anche prima, tanto è vero che persone autorevoli, ne cito uno per tutti, ma ne potrei citare diversi, il professor Luigi Del Paos, che non è mai tenero nei confronti delle amministrazioni pubbliche, parla da tecnico, ha dichiarato in più occasioni che se non fossero state fatte le opere di manutenzione e le opere di prevenzione in questi territori, la conta dei danni e dei decessi sarebbe stata ben maggiore. Prova ne sia che nel 66, senza il vento che c'è stato con Vaia e con precipitazioni inferiori, in Veneto si sono contati oltre 100 morti. E prova ne sia il fatto che nel 2010 c'è stata un'alluvione con una pioggia molto minore rispetto a quella di Vaia, che ha creato 32 rotture arginali, allagando mezzo Veneto, cosa che non è successa con Vaia. Quindi lo dico perché a volte ci si dimentica, no? Cioè, la Regione ha definito un piano, che poi è stato battezzato piano Del Paos, appunto perché ci ha dato una mano l'Università di Padova sotto il coordinamento del professor Del Paos, di opere di prevenzione del territorio. Si va dal grande intervento, il bacino di laminazione, il consolidamento arginale, a interventi di manutenzione dei corsi d'acqua minori. Su questo attraverso Veneto Agricoltura abbiamo investimenti di 20 milioni ogni anno, proprio quella manutenzione che non si vede perché viene fatta in ambito dove non si passa normalmente, e che però è fondamentale per evitare o ridurre il rischio al minimo, no? Come ci ricorda sempre l'Europa, il rischio zero non esiste, però noi dobbiamo puntare alla riduzione massima del rischio. Dicevo prima, deve diventare un'occasione importante da cogliere, quella di fare in modo che il bosco e tutta la filiera adesso legata possa consentire anche come diceva prima il senatore Saviane, il fatto che i cittadini possano rimanere sul territorio, no?
È un tema delicato quello dell'ambiente, è molto delicato. Io quando parlo di alberi in consiglio regionale, c'era una buona parte di consiglieri che mi dicevano che bisogna piantare alberi perché ci sono i cambiamenti climatici. Chi vive in montagna sa che di alberi ce ne sono fin troppi, perché ormai l'albero è diventato un problema, ti entra in casa, poi magari se non è l'albero adatto facilmente crea anche tutta una serie di problemi, poi cade facilmente, va a finire nei corsi d'acqua, poi i corsi d'acqua esondano e via via. Questo per dire che non basta dire c'è il problema del cambiamento climatico, che c'è. Lo dico in stappatello maiuscolo perché l'ho sempre detto, ma vedo che qualcuno fa finta di non sentirlo, mi fa passare per terapiattista. C'è, ma lo diciamo noi perché l'ente che lo dice è ARPAV, che dipende dal sottoscritto e che lo certifica in tutti i modi. C'è stato un incremento negli ultimi anni di più di 1 grado nella temperatura media annuale, quindi il cambiamento climatico c'è. Ma non ci si può approcciare al tema del cambiamento climatico dicendo io ho la soluzione è questa, basta piantare più alberi. Perché da noi di alberi ce ne sono molti di più di quanti ce n'erano una volta, basti pensare che viene tagliato il 20% della nuova ricrescita, quindi continuano a essercene sempre di più. Con Vaia tutti gli alberi abbattuti ci hanno fatto tornare indietro di 6-7 anni, cioè come superficie coperta, però gli alberi c'erano, eppure è successo quello che è successo, quindi vuol dire che la soluzione non può essere banalizzata. La soluzione deve essere trovata attraverso una serie di interventi che pongono in equilibrio una serie di parametri che sono numerosissimi. Lo dico perché questo tema non può assolutamente essere banalizzato. E faccio un altro esempio che riguarda l'Europa. Noi parlo della pianura padana, spesso si dice ma qui è l'area più inquinata del mondo. In realtà non è così. Però sicuramente dal punto di vista della qualità dell'aria ci sono delle grosse criticità e questo è dovuto al fatto che noi abbiamo una serie di elementi che non consentono di avere i risultati sperati secondo quelle che sono le azioni messe in campo. E cioè, mi spiego meglio. Noi abbiamo investito 1.198 milioni in questi ultimi 5 anni nella lotta allo smog. Però durante il lockdown, quando c'è stato il fermo delle attività produttive dei mezzi di trasporto, tanti si aspettavano un abbattimento totale o quasi delle emissioni in atmosfera. E non è stato così. Non è stato così perché questa è la conferma di quello che diciamo da anni. Abbiamo sicuramente un'antropizzazione molto elevata nella pianura padana che difficilmente trova riscontri a livello europeo, ma abbiamo una conformazione geomorfologica molto complessa perché abbiamo uno scarsissimo ricambio d'aria, abbiamo il fenomeno dell'inversione termica che è frequente, abbiamo un solo sbocco che è verso l'Adriatico per tutta la pianura padana perché il resto è perimetrato dalle Alpi a nord e dagli Appennini a sud. Tutto questo messo insieme crea una stagnazione dell'aria e quindi anche se tu riduci, fai fatica a rispettare quelli che sono i parametri europei. E noi lo diciamo sempre all'Europa, attenzione che ci chiedete di avere una qualità dell'aria migliore rispetto di quella che abbiamo, lo stiamo cercando di fare, abbiamo avuto una riduzione del 40% dei principali inquinanti, PM10, ossidi di azoto, CO2 negli ultimi 10 anni, una riduzione del valore medio del 40%, però questo non è ancora sufficiente per i problemi che dicevo prima. Dobbiamo continuare su questa strada, ma riteniamo che l'Europa debba darci anche delle indicazioni chiare. A volte io quando mi riferisco all'Europa ho delle crisi di identità, perché parli con chi si occupa di energia, ti dice che deve incentivare la fonte rinnovabile. Io sono bellunese, fonte rinnovabile, pensi all'idroelettrico, il sindaco di Longarone, che sarebbe sempre presidente della provincia, prima ha richiamato il Vajont, ma dico sindaco di Longarone perché è emblematico, no? Cioè, per il fatto del Vajont, quindi sappiamo cosa comporta anche l'aspetto dell'idroelettrico, e la biomassa legnosa ci dice l'Europa, l'altro ufficio, quello che si occupa di ambiente, che è la prima causa del PM10, quindi facciamo fatica a capire cosa dobbiamo fare, perché se spingi in una direzione ti fanno la procedura di infrazione di qua, se spingi nell'altra ti dicono che devi
trovare la fonte rinnovabile, quindi per noi è veramente difficile a volte muoversi in questa giungla di normative, e questo conferma il fatto che l'ambiente è un tema particolarmente complesso, complicato, che non può essere approcciato in maniera semplicistica, banalizzandolo, facendo, come dire, a volte ragionamenti anche di politica spicciola giusto per fare l'attacco sul giornale, eccetera. Non ha senso tutto questo. Le cose vanno approcciate in maniera il più scientifica possibile, dal mio punto di vista, ragionando sui dati di fatto e cercando di trovare delle soluzioni che possano comportare un miglioramento della qualità ambientale e di vita nel Veneto. E chiudo dicendo che in Veneto, lo ha dichiarato l'OMS, l'Organismo Mondiale della Sanità, attraverso un suo alto funzionario, la dottoressa Jacob, qualche anno fa è venuta in Veneto e ha detto: io, se dovessi consigliare a qualcuno di dove andare a vivere, consiglierei il Veneto, dove c'è un'aspettativa di vita molto alta, una qualità di vita molto alta. Quindi vuol dire che non siamo all'anno zero, che ci stiamo lavorando, stiamo cercando di migliorare tutti questi aspetti. È evidente che dobbiamo anche convivere con delle problematiche particolarmente rilevanti. Quello del bosco credo che sia uno dei temi più importanti e come tale vada affrontato. Quindi ringrazio il direttore Bellati, ma insomma tutta la fiera, Presidente, scusa, siccome ti vedo come tecnico, allora mi viene più spontaneo dire direttore. No, il Presidente della fiera, che poi la differenza non è banale, perché il Presidente è quello che dà l'indirizzo politico, no? Del politico nel senso non partitico, naturalmente, di dove si vuole andare, e anche come messaggio che viene dato all'esterno, mentre il direttore si occupa degli aspetti tecnici. Quindi giustamente, Presidente, ringrazio appunto per aver avuto il coraggio di spingere in questa direzione. Ancora una volta la provincia di Belluno si rivela una provincia coraggiosa. È stata la provincia che ha aperto la fiera qui, questo è un segnale importante, ma vorrei ricordare che a Belluno si è svolta la prima gara automobilistica in Italia, e c'era anche il Presidente della provincia, quindi sottolineare questo aspetto. È stata la prima provincia dove si è giocata una partita con una squadra di Serie A porte aperte, ad Auronzo, quindi credo che ancora una volta la provincia di Belluno abbia dimostrato che il coraggio ce l'ha, la passione ce la mette, ci mette l'anima, e quindi insomma noi ci aspettiamo che sia dallo Stato centrale sia dall'Europa, insomma, ci sia, come dire, particolare attenzione a questi territori. Noi ce la mettiamo tutta, l'impegno ce lo mettiamo. Il Recovery Fund, io ho fatto tutte le mie richieste. Adesso attendiamo i soldi, perché noi ci hanno detto dovete tirare fuori i progetti, no? E mi avevano dato un limite di spesa, ma io l'ho moltiplicato per 10, perché noi i progetti li abbiamo. E il problema è che ci mancano le risorse, quelle famose risorse che purtroppo un po' vanno a Roma e non tornano indietro, un po' poi Roma le dà all'Europa e non tornano indietro. L'ha detto prima l'onorevole Darè, siamo fra i principali contribuenti. Insomma, noi speriamo che ci tornino queste risorse, perché lo abbiamo dimostrato con Vaia: se i soldi ci sono, noi riusciamo a ricostruire in tempi brevi, creando occasioni di lavoro, creando sviluppo economico, creando un miglioramento della qualità della vita. Grazie a tutti e buon festival. Grazie, buon festival. Pomeriggio una grande maratona di piano per chi rimane in fiera, per chi viene invece in Cansiglio in hangar invece Green Deal e piano di sviluppo rurale. Grazie, buon festival.